Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo alla tappa numero 2, sto organizzando per fare le dirette e siamo qui in Arabia Saudita con Alonso terzo, Norris sesto, strategie molto diverse. Norris parte a bomba con le medie per poi fare uno stint leggermente più leggero con le hard e poi ancora a bomba con le soft. Alfonso parte tranquillissimo con le medie e poi due stint con le soft, belli aggressivi raga. Vediamo se sono le strategie vincenti, tutti e due con due soste comunque. E c'è tensione Beppe. Facciamo due gare a video comunque. C'è tensione Beppe, c'è una I. Molti seguiranno con interesse la gara di Fernando Alonso. Vai Alfonso, guardiamoci un po' queste cose qua. Entriamo un po' nel clima, se no avrò troppo di corse che mi interessa troppo giocare, ma è bello anche questo. Mamma mia, Rolex, Rolex, Rolex. Ci siamo quasi, è il Gran Premio Pop, dell'Arabia Saudita. pop, pop. Go, 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 go. Si parte ragazzi, seguiamo Alfonso. No, scusate, che cazzo. Subito Alfonso, subito Alfonso. Lo voglio così Alfonso, già quarto, no. Sì, al quarto, al quarto. Ma sarà Norris che dovrà partire a bomba. Ciao Fiori. Sì, adesso la grafica sembra anche migliorata, deve aver sistemato qualcosa. Perfetto. E si è partiti ragazzi per una gara ad alta tensione. Bisogna fare tanti punti ragazzi. Ho puntato troppo forse a livello di budget su Lando Norris, ma volevo il pilota, diciamo che dopo dovrà essere il pilota di punta una volta che Alonso insomma si ritira. E diciamo che mi piacerebbe fare con un pilota che mi piace, però non lo so. Anche fare un Norris e Leclerc non sarebbe male. O strappare Verstappen, ma la vedo abbastanza dura a livello di soldi. Dai raga, abbiamo tanto carburante però, Vediamo Lando. Anche Lando. Buono Lando, vai Lando, vai Lando. Aspetta un attimo. Sì, sempre sorpasso elevato. I miei piloti devono essere sempre così, sempre drogati. Se devono superarlo devono fare, punto e basta. È chiaro che in questo momento le Red Bull sono inarrivabili, lo sappiamo. È abbastanza palese la cosa. Ed è fastest, signori. Di Carlo Sainz non ha senso perché il primo giro è sempre il primo in classifica. Buono, intanto ci stiamo assestando. Ci stiamo assestando. La strategia è questa, dobbiamo seguirla alla lettera. È importante, soprattutto nelle prime gare, che partiamo come si dice, con la macchina che è insomma al terzo posto come prestazione, dobbiamo fare punti. Perché poi chiaramente con lo sviluppo sarà dura con il budget che ho usato per Norris. È un rischio, raga, vediamo. Cioè, nella vita bisogna rischiare. Possiamo velocizzare un attimo. Attenzione. Copy. Ok, qua possiamo andare su ottimizzato e ottimizzato adesso, molto bene. Fastest di Sainz, quarti e quinto, Lando ha superato Carletto Leclerc. Copy. Vediamo le gomme, siamo tutti su medie, i primi 6, dopo Russell, Hamilton, Ocon, soft anche Gasly, Hülkenberg, Tsunoda, Stroll, no scusate, De Vries, Bottas e Zhou. Ci stiamo giocando tanto ragazzi, siamo già indietro dai big. Norris supera Alonso e ci sta perché sono strategie diverse. Tanto Sainz Junior scatenato, Alonso viene superato da Carletto. Malo sta facendo una gara dove non deve spingere adesso. La prima parte è sempre una parte d'attesa, chiaramente. Non abbiamo la miglior macchina. Adesso la Ferrari sta pompando, signori. La Ferrari pompa. Come pneumatici, beh, siamo abbastanza tutti là comunque. Va bene, va bene.
Per noi nelle prime gare di solito pochi colpi di scena, lo sappiamo questo. Ne siamo consapevoli. Grave surriscaldamento. Stiamo su aggressivo allora. Abbassiamo un po'. 128 e sono molto calde, eh? Vai Lando. Gara iper regolare, chiaramente è sempre così, per me è così all'inizio, è sempre così. Ma io sono convinto che le prime gare devono essere così, adesso vedi il ritiro di 30 macchine. Abbiamo visto dei ritiri a Monte Carlo tipo in 8 sono ritirati. Quarti e sesti in questo momento. Attenzione Junior. Concentriamoci su Lando. Grandissimo Lando. È a portata di mano. Molto bene. Bravi ragazzi, bravi. In questo momento Norris è terzo, ma... Ok, è nella finestra pit. Lando deve entrare tra il quindicesimo e ventunesimo. Tra il quindicesimo e il ventunesimo. Se riusciamo a ritardare un attimo sarebbe meglio, ovviamente. Sainz mi controsorpassa. Le gomme cominciano ad avere problemi. Box, box, box. Dobbiamo andare su hard. Ok, hard. Ok. Norris, iBox. Stiamo un po' su equilibrato adesso. Ma Lando deve andare, signori. È il più usurato, speriamo bene. Ha pompato tanto Lando, forse troppo. Norris è il primo ad andare ai box. Al 18esimo lap. Bravi, 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 ok. I primi, perché siamo i primi nei box. Ci sta. No, 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 ti prego, davanti a loro, davanti a loro. Davanti a sto trenino. Ok, ok, yo. Blau job, come blau job. Gomme fredde e andiamo. Dai, la strategia non è male secondo me. Alonso tiene bene. È entrato in finestra con Alfonso. 21 giri su 50. Qualcuno entra ai box anche. Attenzione, safety car, safety car. Subito ai box, subito ai box. Subito ai box. Andiamo con quelle usate. Abbiamo bandiera gialla. Cosa è successo? Avevamo detto tutto tranquillo. Sì, è quasi da red flag però, eh? E fuori sia Hamilton che Gasly, bella. Già due ritiri, mi rimangio tutto. Un po' sfortunato, potevo aspettare con Norris, nel senso sfortunato. Intanto Alo sta entrando ai box. Siamo in regime, signori. Penalità Hamilton di 10 secondi, ma ormai è ritirato. Ok, Alo entra ai box. Alo ai box. Siamo in regime, signori. Siamo in regime. Eccoci qua. Bellissimo, Verstappen è il leader. Due ritiri Gasly e Gigi Hamilton. Siamo quarti e sesti. Va bene. Ok. Il plotone è tutto
quasi tutto, diciamo, schierato. Mancano gli ultimi, manca Zu e Piastri. Guarda che figo! Che gioco, signore. Safety car ancora. Credo sia l'ultimo giro. Adesso abbiamo Norris, arancione. Tutti e due arancioni, ok. Ancora in pista, ragazzi. Ancora la safety car. Quindi danni importanti. Penso sia l'ultimo giro questo, teoricamente. Ok. Orange, rosso, potenza. Orange, rosso, potenza. Prego ragazzi, non facciamo cappelle. Ok. Boh. Siamo pronti a ripartire, Beppe. La safety car sta rientrando. Verstappen chiaramente fa la sua andatura. Vai. Si riparte ragazzi, go go go. Chiaramente. Ok, vabbè, bello questa cosa che comunque non c'era l'altro anno. Chiaramente Alonso lo dobbiamo far superare se siamo vicini con Norris, perché siamo su due strategie completamente diverse. Attenzione, subito Alo deve subito superare Sainz se possibile. Junior, cosa c'ha Junior? Alle medie. Norris però si fa vedere, Norris si fa vedere. Tanto importante il ritiro di Gigi, toglie via un competitor. Ok, allora però Alo. Non ostacolare il compagno, sì. Boh. Siamo su strategie diverse ovviamente, quindi ci sta. Deve involarsi Alo verso l'Eternity. Corto di batteria. Copy. Boh. Dai ragazzi. DRS attivato. Alonso è quarto. Perez e Verstappen se le stanno dando di santa ragione. Bella gara. Surriscaldamento, ho capito, cazzo, ma... Devo tirare, questa è la strategia, vediamo. Lui, la Norris è perfetto. Alo un po' meno, abbassiamo Alo, abbassiamo Alo. Abbassiamo Alo. Alo è terzo. Abbassiamo leggermente anche Norris. Non ci riusciamo a abbassare, però vedi Norris perde adesso. È in lotta con Leck. Alonso terzo magari. Siamo in finestra. Cosa succede? Tutto a posto. Dai buono Norris.
Messo bene, 15 laps, Remanai poi può andare a cannone e Alonso invece può andare arancione, ok. 15 laps Remanai. Può tornare sull'aggressivo. In finestra, in finestra. Alo non ce la fa più. Opzioni box. Ok. Vai, box per Alo. Box per Alo. Come sono messi gli altri? Vanno fino alla fine, vanno. Ai ai ai. Alo, iBox. Alo, iBox. Deve spingere qua. Deve spingere Norris. Ok, può andare su aggressivo. E potenza, vai Alo. Alo è decimo addirittura, decimo Alo. Però tanto devono andare ai box, spero. Norris quarto. Aspetto un attimo. Dai Alo, involati. No, no Alo. Giro veloce. Di Perez. 10 giri tra poco, vado ai box. E posso andare, faccio il... Azioni box. Giro successivo. Soft. Mi prendo un grosso rischio, Giro veloce di Junior. Giro veloce di Junior. Forse era meglio fare una sosta a questo punto. Giro veloce di Alo. Ok. E mo vediamo Norris. E adesso si pompa, ragazzi. Ci voleva la safety car, non chiaramente per problemi nostri. Vediamo quanto recupera Alonso adesso. Giro veloce di Lando. Alo quinto. Come sono messi gli... Ho paura che il podio sia andato. Spingi, Alo, spingi. Quinti e sesti. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Proviamo a spingere a bomba. Ma la vedo dura. Final lap. Sta arrivando su Lec. Non ce la fa, no. Peccato, quinti e sesti va anche bene, però... Attenzione, quarto, quarto. Si è ritirato. Sainz, non ci credo all'ultimo giro. Si è ritirato Junior. Quarto, ma che figata. 3 ritirati, incredibile. Ma non ho capito dove cazzo si è ritirato. Anche Alonso. No. Perché? Ho perso il carburante, forse. Non mi sono... Non ci credo, all'ultimo giro. Ma ha perso dei punti incredibili, ma sono un coglione. Di sicuro oggi Fernando Alonso non avrà molto da festeggiare. Ma non ci credo. Il ritiro è sempre una delusione per tutti. Nessuna Non ho parole. Non ho parole.
Che colpo, ma porca miseria. Costruttori siamo terzi. Brutto errore qua, brutto errore. Non mi sono proprio accorto. Ero troppo intenso, cioè in tensione a capire cosa fare. Ah, Dio, mio lettone posteriore, vai, componenti. Allora, vediamo un attimo. Ok, installa sull'auto 1 e sull'auto 2. Perfetto. È arrivato qualcosa di buono per Melbourne. Tutto approvato. Ok, ci becchiamo per Melbourne. Ragazzi, stiamo sviluppando lettone anteriore e pance laterali. Ragazzi, tolto la delusione per Alonso, la macchina c'è, stiamo sviluppando bene, siamo addirittura la seconda macchina, forse abbiamo superato la Ferrari. Ora qua è prevista pioggia battente. Allora che faccio? Io parto con le hard, a un ritmo aggressivo e cerco di arrivare in mezzo del 29esimo, 28esimo giro per mettere l'intermedia e poi chiaramente andremo di full wet alla fine. Quindi questo l'obiettivo di fare una sosta e cercare di fare così, sperando sia la scelta giusta ovviamente. Lo stesso con Alfonso. Speriamo bene. Hard. Ok. Vai. Sarà una gara scoppiettante, ma proprio mi dispiace di aver perso punti con Alfonso. Ma Norris c'è, ragazzi. Landone c'è. Qui a Vai. Melbourne i tifosi sono pronti e i piloti si preparano a 58 Terza giri di battaglia. tappa del mondiale. Fernando Alonso mostra tutto il suo sangue freddo. Ha il secondo posto in griglia, ma a semafori spenti tutto può. Che ha fatto una gran qualifica sotto pioggia leggera e devastante, raga. Sono informissimo È adesso. arrivato il momento. Pronti alla gara. Vai, raga. Tenetevi forte, inizia il Gran Pop. Premio Pop. d'Australia. Pop. 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 Si spengono le luci e Go, go, go. Dai, raga, speriamo una partenza pulita che abbiamo visto anche l'anno scorso. Partenze con incidenti subito. Mamma mia, subito, grandi. Non alziamoci tra di noi, grazie. Non sia strategia, per piacere. Questo forse è un po' pericoloso. Che la grafica è a posto, è perfetta adesso, dai, bene. È uscita anche una patch, magari hanno risolto sta cosa. Comunque, ragazzi, Red Bull addirittura quinte e seste. Incredibile. Noi abbiamo mantenuto la seconda e terza piazza, godo. Godo come un porco. Allora. Hamilton 11esimo, vediamo dei big. Gigi è molto indietro. Russell settimo. Le Ferrari, ragazzi. Ferrari colpiscono. Attenzione che Junior è già a caccia di Norris. È già a caccia, signori. Priorità al rito. Approccio difesa. È questo però. Ed elevata. Priorità al ritmo ed elevata. E godo. Vediamo se priorità al ritmo ci stiamo anche imparare sta cosa. È chiaro che Red Bull arrivano, ragazzi, cioè non stanno a guardare, anche perché vediamo un attimo le strategie. Sì, ragazzi, sono tutti su soft, Siamo gli unici con pazzi, siamo pazzi, signori, siamo pazzi. Quindi faranno sicuramente una sosta, credo, cioè non ce la faranno mai ad arrivare fino alla fine. Cioè fino alla pioggia, spero di no, perché sennò veramente so cazzi, detta proprio volgarmente. Vediamo chi ha ragione. Certo, se gli unici avete le hard, non è un segno bellissimo, ecco, sicuramente, però. Neutro. Neutro. Non terremo mai la posizione. La vedo molto dura.
Ok, Norris Alonso. Alonso Norris, quello è il problema. Adesso Perez ovviamente si ciuccia le due Aston Martin. Ci sta, tutti con le soft, zio Kane. Chiaramente se c'è una safety car si può valutare, ma non lo so, io sai questa strategia qua un po' prudente per carità del Signore, però voglio arrivare alla pioggia senza soste, cioè questo è il mio obiettivo. Le gomme sono molto in temperatura, la cosa mi gasa. Terzi e quinti, ma quanto mi dispiace per Alonso. Secondo Alonso, grande Alfonsino. In 5 minutes there is a change. 5 minuti. Copy. No, Fio, abbiamo una stazione meteo di merda. Non era così sicuro, ecco perché hanno messo soft. Ecco l'errore, ho dato per scontato di avere veramente pioggia al 28esimo giro, invece la pioggia è prevista per il 21esimo giro. E se la pioggia è leggera non ci credo. Mi viene da piangere. Brutto, brutto errore qua. Devo capire, devo stare più attento al meteo, devo capire che non è detto che poi ci può essere la pioggia quando dicono loro devo sistemare anche il meteo, devo migliorare un po' le... è che abbiamo pochi soldi, questo è il problema. Però attenzione, loro hanno le gomme finite, io sto così, sinceramente. Hanno le gomme finite, riusciranno chiaramente a farcela, però che sfiga. Oh. Pioggia tra 2 minuti. Two minutes, 2 minutes. Come on. Porca miseria. Nah. Mi sono filato troppo del colonnello Giuliacci. E adesso ci giochiamo tanto, ragazzi. La pioggia arriva prima, cambia tutto. Tutti con le soft dovevo capire se la cosa che non andava. Quello era. 1 minuto la pioggia, 1 minute, 1 minute. Sentiamo come va l'Aston Martin. Che bella questa visuale è proprio di una bellezza disarmante. Non ce la fa, Perez, è un osso duro. Pioggia al 50% tra 1 minuto. Per vedere se vediamo come vediamo la pioggia. Stiamo così. Attenzione. Inizia a piovere. Rain, 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 rain. Si vede anche rain. Ok. Comincia a piovere. Neanche tanto leggera, cazzo. Pioggia già importante a Melbourne. Adesso bisogna capire, mi sembra presto per il giro, i box forse al prossimo giro. Ci giochiamo tanto qua, ragazzi, Comunque abbiamo un bel ritmo, ragazzi. Stiamo tranquillamente con Leclerc e Perez e Verstappen. L'importante è non fare errori. Norris si sta staccando un po', no? No, no, per fortuna no. 0,38. Noi aspettiamo il prossimo giro. E uno poteva andare con uno, però porca miseria, ho sbagliato. Ho sbagliato perché sono andati in box sono tutte e due. Però anche le Red Bull sono entrambi rimasti in pista, Tire to Inter when you come in a pit lane. Tire to green Inter. Prendo un rischio qua con Lando mostruoso. Dovrà fare un giro in più Lando. Lando, so cazzi Lando.
Beh, adesso andare ai box adesso è ancora presto, non è ancora da bagnato. Siamo ancora lontanini dal bagnato puro. Anche Red Bull comunque entrambe fuori. Le Ferrari solo lecca ai box. E che hanno le gomme veramente usuratissime. Adesso Alo andrà ai box. E vediamo chi ha ragione. Problemi ai box per De Vries. Adesso, di preciso. Qui i meccanici attendono De Vries. Problemi. Che figo. Passata bene. Quanto ha perso, ragazzi? Speriamo sia da noi, grazie. E addirittura Alonso supera Perez. Siamo al 79. Problema ai box anche per Zu. Norris perderà tanto. Prepariamoci a il crollo norrissiano. Stanno fuori Max e Norris. Siamo all'87. Si beccherà un po' di pioggia con le gomme d'asciutto. Vabbè, veloci, vi prego. Veloci. Dio Cristo, vai. Più veloce Perez, porca miseria. Male, bruttissimo pit. Stiamo davanti, ti prego Alec, davanti Alec, grande godo. Use energy if you need it. Use energy. Copy. Magnus, in quanti problemi ai box, ragazzi. Ecco, inizia adesso la pioggia, condizioni tracciato bagnato. Quanto manca a destra? No, insomma. Ora così arriviamo a stento alla fine, ok. Ma tanto dovremo andare di full wet, sicuro che andiamo di full wet. Tra... quando le gomme saranno finite però. Dopo andiamo... No, scusate un attimo. No, ce la facciamo tranquillamente. Possiamo spingere a cannone, Beppe. Stiamo perdendo ma non tantissimo, per fortuna. Box. Verstappen e Norris ai box. Line up a lane. Box slippy, caution. Confirm. Che sport, ha già fatto la Red Bull devastante. Bravissimi comunque, bene. Just getting these tyres in. It's flatting twirl them. Could be tight next. Ok, attenzione. Ok, mamma mia, primi e secondi Red Bull. Mamma mia, mostruosi Red Bull. Noi terzi e quinti. Possiamo velocizzare un attimo adesso. Come sono molto calde, ma devo spingere. Ora si spinge, Alo. Proviamo a stare su aggressivo un attimo, vediamo. Back off now. Vediamo se andiamo meglio. E siamo a metà gara praticamente. Mi piacerebbe tantissimo fare podio, speriamo. Vediamo gli altri come sono messi a gomme. Alo è molto critico. Gli altri tutti là. Alo secondo. These guys cool a bit. Copy. Copy. Grande Alo. They're at the peak now. Confirm. Un giro giù. Gara tranquilla, incredibilmente sotto il diluvio melburniano. Tra poco però ragazzi la pioggia battente.
Alonso sta andando a bomba adesso. La pioggia è in aumento, signori. Attenzione, Leclerc ai box. Vanno già di full wet? Già full wet, mi sembra un po' presto per la full wet. Beh, sopra i 4 comunque in realtà, eh. Marchiamo con Alonso. Box, box. Yeah, box. Vediamo se ha fatto la scelta giusta. La Ferrari. Perez is in the pits. Box. Allora. Ok, Halo, ai box, Norris rimane fuori ovviamente. Vai. Boxing this lap. Ok, Halo. No, problemi per Halo. Mi sembra problemi per Halo. Might as well need a couple of laps to warm up. So you should be clear. Pioggia pesante, Norris se la becca tutta. Good to push. Confirm. Andiamo con calma. Slow down. Copy. Halo quarto comunque, va bene. Yeah. Diluvio mostruoso a Melbourne, adesso vediamo chi sbaglia. So cazzi. Anche Verstappen è rimasto in pista. Ok, Norris ai box. Mamma mia che bagarre, terzi e quarti. Vai. Potenza per Halo. Halo addirittura quinto adesso. The pack back up. Alright. E mo vediamo, Norris è terzo, incredibile Norris. Stiamo su aggressivo, mi sembra la migliore. Slow down. Copy. Ok, sempre quinto Halo. Yellow flag veloce, bloccaggio di Junior, bloccaggio di Junior. Cos'è successo? Bloccaggio di Junior. Curva 2. Qui si vede il bloccaggio. Con la pista in questo stato c'è poco da divertirsi. Sì. Giro più veloce di Lec. Mancano 18 laps remaining. Attenti al carburante. Ci vorrebbe... Ormai rimane pioggia pesante. No, in realtà no, madonna, che casino. Che bordello, signori. Forse dopo andremo di nuovo di pioggia leggera. Halo non riesce a superare Charles. All four tyres looking on the hot side. Okay. E adesso andiamo, di pioggerellina. Get the tyres down now. Yeah, confirm. E adesso rischiamo. Rischiamo subito con Alonso. Box, box. Copy, box, box. Accumulo. Vai. And a bit of charging. Copy. E potenza per Norris. Use energy. Yeah, confirm.
Vai Alo. Uno di due lo voglio a podio, ce la meritiamo. Copy. Vai box Alo. Just careful, pit lane and pit box is wet. Copy. Mamma mia, penso se sbaglio, ragazzi. Bravi. Bravo Al. Very good, very good. Potenza per Alo. E vediamo. Use energy if you need it. Copy. No energy. Vediamo Alonso, adesso dovrebbe guadagnare. We have low battery. Copy. Bisogna capire cosa fanno anche gli altri. Norris. Siamo a 3,75. Se il meteo è reale, basta, non ci sarà più pioggia pesante. 10 giri alla fine, Leck ai box. Leck ai box. Vai. E adesso vediamo che combina Alo. Confirm. Si recupera. Zinter. Alo rimane sesto. Norris terzo. Alo quinto. Ok. Look after front tires. Confirm. E mo vediamo. Siamo terzi e quinti. Abbassiamo un po' la temperatura delle gomme. Problema l'Albo nei box. Nessun ritiro ormai. Norris che pilota, ragazzi. L'ho fatto bene a prendere Norris. Zio, che bloccaggio di Ocon. Alo, vai, provaci Alo. Provaci Alo. How many laps are left? This will be last lap. Confirm. Vediamo se Alo ce la fa. Need a charger. Stiamo su Alo. Okay. Norris dovrebbe essere tranquillo. Guardate che condizioni, bellissimo. Incredibile. Dai Alo, puoi farcela. Gomme messe meglio, ma cambia poco. Cioè, l'importante è portare a casa terzo e quarto. Però a terzo con Norris sarebbe un capolavoro. Con distacchi solo che le Red Bull sono mostruose, ragazzi, eh. Red Bull di un altro pianeta. Saturn. Facciamo video un po' più lunghi, ma chi se ne frega, il gioco è devastante, lo sappiamo. Vediamo un po'. E accaccialo, ti prego, provaci. Non ce la fa. Per poco, non ce la facciamo. Oh, tornava pioggia pesante tra 4 minuti. Pazzesco. Tanto va a vincere Perez. Verstappen, Norris. Va bene, quinto posto per Alo, torna a punti dopo il ritiro scandaloso dell'Arabia Saudita. Va bene. Tanti punti stiamo prendendo, adesso che pochi soldi abbiamo. Let's check a flag. Però Norris ha fatto benissimo, ragazzi, cioè Stroll non mi faceva ste robe. Per Sergio Perez oggi. Tanto Perez va a vincere. Perfetta. È una vittoria meritata. La squadra si stringe intorno a questo risultato. Meritano i complimenti. Grande Perez, tutti per complimenti a quello lui. che hanno fatto oggi. E dopo una gara Vai, Lando! non sorprende che Lando sia andato a prendersi un podio più che meritato. Non distruggere i trofei degli altri, grazie. La gara segna il suo primo podio della stagione. Eh sì. Un momento da ricordare.
E adesso champagne. Allora, niente, c'ho Norris. Bravo Lando. Però doppietta Red Bull. C'è ancora molto lavoro da fare. Ma quale pensi sia l'umore ai box Aston Martin? Sono contenti, li vedi? Podio è sempre... Ok, piloti, Norris comunque è quarto. Buono, buono. E Alonso settimo. Costruttori terzi. Vicinissimi comunque alla Ferrari. Godo, godo, godo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Qualche soldino arriva. Chiaro che dobbiamo accumulare un po' di più. Ma ci siamo. Telaio è arrivato. Perfetto. Raga, prossima gara. Azerbaijan. Ciao!